metro. Buongiorno e ben ritrovati ad ore 13. Oggi parliamo di un tema d'attualità che si mescola però a un po' di romanticismo, di anche malinconia, perché quando si parla della storia, di chi ha fatto la storia di una città, c'è sempre un po' di malinconia. C'è chi però ogni giorno combatte perché questa storia non rimanga nei libri, ma continui a far vivere un centro storico. Parliamo insomma dei negozi, degli esercizi commerciali, dei nostri centri storici che sono il cuore pulsante. È fondamentale avere i residenti, è fondamentale che ci siano i cittadini ad animare i centri storici, ma è fondamentale che ci siano i negozi anche storici, attraverso i quali si può ricostruire quello che è stato il nostro passato. Di questo parliamo oggi insieme ai miei graditissimi ospiti che vado subito a presentarvi. Ringrazio per essere qui con noi Mario Cauzzo, titolare. Mario Antonio, perché il nome ufficiale è Antonio, però tutti ormai la conoscono come Mario, giusto? Esatto. Ed è titolare del negozio Mario Tessuti. Abbiamo parlato di lui anche nei nostri telegiornali. Ci racconterà la storia di questo negozio che dopo 30 anni si vede costretto a chiudere per una serie di motivi che andremo poi ad approfondire insieme a lui. Grazie per essere qui. Grazie anche ad Arturo Filippini, storico, ristoratore trevigiano, ma non solo, è riduttivo dire trevigiano, insomma, ristoratore ormai al di fuori, ben al di fuori dei confini della marca trevigiana. E grazie anche a lei e grazie anche a Roberto Vasconetto, titolare dell'omonimo negozio, anche questo storico, più che storico, del centro di Treviso. Vi ricordo il nostro numero 0422 16 26 798 per intervenire in diretta, per fare delle domande oppure per dire la vostra su questo tema. Io dicevo prima, lo faccio a tutti e tre questa domanda, Roberto Vasconetto, dicevo che è un misto di romanticismo in questa puntata, perché le vostre attività hanno descritto la storia di Treviso in questo caso, e poi vedremo dei documenti storici proprio che riguardano la sua attività, che risale al 1858. Avete festeggiato 160 anni di vita. 161 quest'anno. Quest'anno, sì. L'anno scorso 160 con la presenza anche del governatore Zaia, una grande cerimonia. 160 anni di storia. Che storia è stata questi 160 anni per voi e per la città che vi ospita e che voi aiutate a mantenere viva? È una storia di una famiglia che ha dedicato la sua vita, che sta dedicando la sua vita per un'attività che non è solo un negozio, è un qualcosa di collegato a Treviso praticamente, cioè noi non ci sentiamo un'attività, ma ci sentiamo proprio qualcosa di insediato, di importante nella città di Treviso. Io sono la quinta generazione, quindi prima c'è stato mio padre, mio nonno, bisnonno, trisavolo, e quindi è soddisfazione essere a contatto con la gente, cercare di risolvere i problemi, dare consigli, tutto sempre con l'onestà di dare qualcosa che sia in più. Arturo Filippini, non solo un ristorante, ma molto di più. Prima si parlava, prima di andare in onda, ci sono i monumenti in una città, ma ci sono anche... non è solo, è il cuore di Treviso, perché io mi ricordo i miei suoceri che quando cercavano qualche cosa e non trovavano in giro andavano da Vasconetto. Che cosa sono i negozi, i ristoranti storici per un centro, per una città? È la vita della città, è la storia, perché pensate a Treviso, le vecchie osterie o i vecchi ristoranti, è la vita proprio di una città, è la gioia da trovare i nonni, i figli dei figli. È una gioia, come diceva Vasconetto, è la gioia sta dietro il bancone. Star dietro al bancone
signor Cauzzo, è avere ogni giorno a che fare con la gente che viene da te per acquistare, ma che viene da te anche per raccontarti magari della quotidianità. Certo, per me finire la mia attività commerciale è veramente triste. E ho dei bei ricordi. Abbiamo sentito Vasconetto, ricordo Marco Vasconetto, quando ero all'Alta Moda, lo vedevo passare ogni giorno che andava a prendere il caffè da Gopion. E ho dei bei ricordi di personaggi che ho conosciuto, che ricordo, dei colleghi, adesso per citarne un paio, Giorgio e Sergio che hanno aperto un negozio in vicolo Rialto, oppure Luciano Benetton che ha lavorato con me qualche mese, e quindi senza considerare la clientela che veniva da un po' da tutto il Veneto, perché l'Alta Moda di Treviso era famosa. Vediamo allora la sua storia. Lei dopo 30 anni di attività si trova costretto in qualche modo a chiudere. Sì, perché? È l'età, che ormai ho 85 anni, è giusto che si vada anche in pensione, si vada anche a riposare un pochino. Lei sperava però magari che ci fosse qualcuno che potesse portare avanti questa sua attività? Se ci fosse qualcuno interessato, prenderebbe in mano un'attività che rimane unica nella zona, perché il commercio di tessuti per abbigliamento non ce ne sono, non solo in provincia di Treviso, ma anche fuori, di un certo livello logicamente, perché adesso chi va a prendere un tessuto va da una sartoria, ha una certa spesa, però richiede tessuti belli, perché appunto per affrontare la spesa della sartoria è giusto che i tessuti siano belli. E i giovani, non ci sono giovani pronti a... Non ne ho conosciuto. Se ci fosse qualcuno si farebbe ancora in tempo, perché mancano una ventina di giorni alla fine della mia attività. Manca la volontà, la voglia, che cosa manca nei giovani d'oggi per portare avanti dei mestieri? Non direi, sono ragazzi che crescono in un ambiente, che hanno un'attività, hanno anche una storia scolastica, eccetera, ma quando si ferma questa attività scolastica bisogna pure orientarsi in un lavoro, e questo potrebbe essere anche interessante. Questo del signor di Mario Tessuti, di questo negozio, è un po' un emblema, un simbolo. Purtroppo ogni giorno camminando per Treviso vediamo di attività anche storiche, negli anni scorsi ne abbiamo parlati, abbiamo affrontato diversi casi che si trovano costretti a chiudere per vari motivi che poi magari andremo anche per voi che siete del mestiere ad affrontare. E per chi invece continua, riesce a continuare, fa male, è una ferita che colpisce. Vedere dei negozi che chiudono, negozi che hanno fatto la storia della città. Sicuramente sì, perché non so se sia corretto dirlo, però io ritengo che i negozi dentro un centro storico devono essere tutti uniti, cioè deve esserci una sorta di fratellanza, di amicizia, quindi vedere che chiude un'attività che può avere 20, 30, 50 anni è sempre una ferita al cuore, perché vedi qualcosa che sta cambiando, ma non sta cambiando in meglio, sta cambiando togliendo via queste piccole attività magari familiari con tradizione, impoveriscono un po' la città, la rendono, perdendo questi negozi tendono a trasformare la città simile ad altre città, aprono attività nuove, magari franchising, magari catene che per carità ben vengano, ma che sono presenti in tutte le altre città, cioè perdi la vitalità, il sangue della città. Adesso faccio rispondere anche Arturo Filippini, prima però abbiamo un telespettatore e una telespettatrice in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho parlato col signore prima, però siccome sono molto emozionata, ho 85 anni come Mario, niente, volevo dargli un saluto e dire quanto ci ha fatto lavorare con le sue cose meravigliose. Ecco, io sono una signora che ha lavorato dalla Scarpa, che lui sa benissimo chi era,
e dalla Bruna Lorenzetto la rossa di capelli. Quindi io ero di 14 anni che andavo a lavorare e ripeto, mi ha dato la mia padrona, diciamo, perché una volta si diceva così, si diceva veramente che dopo, quando si è fatto il lavoro con volontà e anche soddisfazione, è una meraviglia sapere che le signore a 85 anni che mi incontrano mi dicono che i nostri vestiti non li buttano mai via. Quindi, grazie signora, ecco. Grazie, mi buongiorno. Scusi ma è un'emozione grande. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Grazie. Fa piacere sentire riconosciuto il proprio lavoro. Sì, fa piacere. È il rapporto di cui parlava con il cliente che viene a mancare. Sì. È per questo che lascio il mio lavoro con una certa tristezza, perché era ogni giorno un contatto, un rapporto con tanta gente, così. Arturo Filippini, la stessa domanda che ho fatto al signor Vasconetto: quando si vede un negozio chiudere, abbassare le serrande definitivamente, cosa si prova? Io ho la fortuna di avere 3 figli che hanno continuato, che stanno continuando diciamo, Hanno ancora preso la sua eredità e la stanno portando avanti. Storia, perché io non ho 85 anni, ma sono abbastanza vicino. Mi sembra giusto che arrivata a una certa età, non parlo di Vasconetto perché lui è giovane, arrivata a una certa età è giusto andare in pensione, è giusto lasciare ai giovani, perché la vita sta cambiando, non lo so, meglio o in peggio, non lo so, però i giovani bisogna darle la fiducia di andare avanti, bisogna darle... Sono più bravi, alle volte sono più bravi dei vecchi, non è che i vecchi bisogna ucciderli, però i giovani, vedo i miei figli che si danno da fare, complimenti, mi auguro che non Idrio a guardarmi, perché si Idrio a lavorare, però sono molto bravi tutti e 3, anzi tutti e 4, perché uno ce l'ho in Giappone, che fa sempre il medesimo lavoro nostro, e i giovani sono veramente bravi. Però tornando a un grande maestro, perché lui è stato veramente un grande maestro della moda, fa dispiacere vedere che questi negozi, che era un po' il cuore della città, stia sparendo, perché i grossi magazzini, i grandi, oramai siamo pieni di supermercati, di cose così, ben venga l'amor del cielo, però ti levano la gioia della città, la gioia di vivere questa bellissima città di Treviso, perché io sono un oriundo, sono lombardo, però è una città dove si vive veramente molto bene. Viene a mancare, come diceva il signor Vasconetto, quello che caratterizza una città, il negozio storico, la bottega. È vero. Caratterizzano poi un centro storico. È vero, è vero. L'amicizia anche, perché tu conosci migliaia di persone che dopo diventano tuoi amici, che è la gioia della vita. Com'è cambiato, voi avete 160 anni di storia, per cui è cambiato tutto, però com'è cambiato il modo di fare commercio, di fare ristorazione negli ultimi anni che ci stanno facendo vedere questa moria, anche se è un termine forse forte, di negozi storici? Che cosa è cambiato? Che cosa è venuto a mancare dalla vostra esperienza? Sta cambiando un po' l'uso, il consumo, le aperture dei centri commerciali toglie via clienti dal centro, quindi sposta un flusso di possibili clienti fuori dal centro, abitanti ce ne sono sempre meno, quindi sono quelli che potrebbero utilizzare regolarmente i servizi, i negozi, ogni giorno, anche questi ci sono sempre meno abitanti, pur essendo una città bellissima c'è uno spostamento dal fuori dal centro come residenza e quindi bisogna contare un po' sempre sulla qualità, bisogna adeguarsi alle richieste. Io stesso mi rendo conto che il prossimo anno saranno 30 anni che lavoro, perché ho iniziato giovane, e 30 anni fa si vedono alcune cose che ora non ho più richiesta, cioè ora non vengono più in negozio
per dire, a chiedermi, non so, le pitture da muro, smalti, perché giustamente sono cose che possono essere pesanti e vanno a comprarle fuori dal centro, quindi devi adeguarti, cioè rimanere sempre con l'alta qualità, ma adeguarti alle richieste del clientela, provare qualcosa di nuovo e purtroppo eliminando alcune cose che non c'è più vendita, più richiesta. Faccio rispondere anche a voi, però subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con Ore 13, stiamo parlando della storia vista attraverso gli occhi dei commercianti, delle botteghe, dei ristoratori, insomma di chi rende vivo con la sua attività quotidiana il centro di una città, in questo caso il centro storico di Treviso. Arturo Filippini, la stessa domanda che ho fatto come è cambiato il modo di far commercio, ma come è cambiata la gente? Io penso anche che il discorso le tasse stiano uccidendo i piccoli negozi, i piccoli ristoranti. Ogni giorno che ne sia una, ogni giorno ce n'è una di nuovo, non si sa scoasse, non scoasse, cosa, cartoni, no cartoni, ogni giorno c'è una tassa da pagare. Dura da morire andare avanti. È una battaglia quotidiana. Dura da morire, è una battaglia quotidiana. Beati i giovani che hanno ancora voglia di fare questo grande sacrificio, perché è un sacrificio a riuscire a mantenersi, a vivere tranquilli, perché oggigiorno lavoriamo solo per pagare tasse. Andiamo ad approfondire questo perché forse è un po' anche il fulcro del discorso. Prima però abbiamo un altro telespettatore in linea. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno. Buongiorno, io dal signor Mario sono andata a comprare della stoffa. Quando si è sposato mio fratello mi sono fatto il vestito con la stoffa di Mario e lo conosco bene. Comunque adesso volevo dire, mancano le sarte, non ci sono più sarte. E questa è la difficoltà, chi sa farsi qualcosa può andare a comprare le stoffe, però chi deve andare in cerca di una sarta, che non so se ce ne siano ancora, è difficile. Dopo volevo dire, mio papà a Porta Carlo Alberto aveva l'elettrauto, l'ha tenuto per 45 anni. Porta Carlo Alberto era un gioiello, perché c'erano tutti i negozi, e un gioiello, si entrava in città e era già bello. Adesso è un degrado, tutti i negozi sono chiusi, ma non c'è più quei negozi veri e propri. Grazie signora. Posso chiedere? Sì, signora, prego. Mio marito vuole salutare il signor Arturo Filippin. Prego. Grazie. Incontro cambiato. Buongiorno signor Arturo Filippin, sono un suo carissimo portalettere e mi ricordo quando che passavo l'ora alle 11:30 lei faceva sedere i suoi dipendenti e lei assieme mangiava, allora diceva un posto anche per il nostro portalettere. La ringrazio infinito e mi stia molto bene, arrivederci. Grazie. Beh, Si vede anche che mangiavo, però non stiamo dirlo. E d'altronde. Credo che da questa telefonata emerga quello che ho detto io all'inizio, questo spirito romantico, insomma questo ringraziamento, questo pezzo di vita della signora Nadia che si è fatta il vestito per il matrimonio. Questi sono degli incentivi che ti spingono ad andare avanti in questa battaglia. E questa qua è la gioia della città. Sicuramente non sono i supermercati, perché sei un numero, vai dentro, la città, questi negozi tipo quello di Mario, di Vasconetto, era la gioia della città, perché chi andava, le signore o i signori, ma le signore passavano penso ore in negozio a controllare, vedere la stoffa, toccare, vedere, e questa è la gioia. Si faceva un vestito all'anno che durava per 20 anni o 30.
non sono numeri clienti, sono delle persone che hanno le loro storie, certo, e che voi accompagnate in quella mezz'ora, in ora, che stanno dentro e diventano parte della vostra storia. Sì. Poi negli ultimi tempi ho notato un'altra cosa. Ci sono tanti giovani che entrano nel negozio, ragazze giovani, perché c'è una scuola di taglio che ha attirato l'attenzione a parecchie ragazze. Soltanto che, chiudendo io, non so dove potranno trovare la merce per poter utilizzare nella loro attività o loro passatempo, diremo così, perché molte vanno a scuola a taglio non per iniziare un'attività sartoriale, ma così come hobby. Certo. Come hobby. Però se manca la materia prima da lavorare, diventa difficile. Credo che avranno difficoltà a trovare la merce. Prima nella telefonata la signora Nadia parlava di Carlo Alberto, della zona, però un po' in generale, il fatto che laddove chiudono i negozi storici, si vede anche diciamo così, una zona che va a morire, che va a spegnersi. Lo notate anche voi, questa concomitanza di eventi. Chiude il negozio, chiudono più negozi e quella zona pian piano si svuota di vita. Sì, si svuota, c'è una sorta di piccolo degrado, perché comunque un'attività non è solo un servizio, una vendita, ma è anche un piccolo posto di controllo, di sicurezza, di abbellimento, è vita praticamente. Quindi io vedo certe vie dove chiudono e non riapre nessuno, lentamente quella via tende a degradare, a diventare, e basta anche spostarsi di pochi metri da Piazza Signore. Cioè, Treviso è una città piccolissima, la giri un quarto d'ora, vai a destra, a sinistra, nord, sud, la giri velocemente, però basta che ti sposti 20 metri da Calmaggiore, da via 20 settembre, da Piazza Signori, e vedi già delle zone più spente, e ti sembra quasi strano vedere che dalla via principale 20 metri tutto chiuso, non c'è più nessuno. È significativo questo, e forse chi ha in mano le carte, i tasti per mettere a posto, per far funzionare, dovrebbe pensare a questi meccanismi, e magari proveremo anche noi a capire che cosa si potrebbe fare per aiutare il commercio ad andare avanti e a vincere la battaglia. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Valentina. Sì. Guardi, mi viene la malinconia a sentire quel signore anziano che ha detto che ha lasciato che ha lasciato ai figli, ha lasciato. Il mio era 100 anni, guardi. In questo periodo era bello, che si preparavano tutti quanti a coso, però c'era un'atmosfera che ti dava il regalino per dire grazie ai clienti che sono stati tutti uniti a prenderti, a darti anche il nostro contributo, insomma, davamo noi. E io lo davo così volentieri alla gente, però dicevo, i negozietti sotto casa era come si può dire, anche per la domenica, come avete parlato ieri, era il boom, insomma, c'era sempre quel lavoro, sempre cosa. Poi dopo è successo che sono messi questi grandi magazzini, però se non hai il sorriso in bocca nel commercio poi fai fatica ad andare avanti. Mi viene la malinconia proprio per Natale, mi sentivo proprio partecipe a loro, insomma. Grazie signora per il suo contributo, grazie, buona giornata. Signore, grazie. Il sorriso, quello che viene a mancare nei grandi centri commerciali per forza di cose, il sorriso che invece si trova nei negozi, nelle attività come le vostre, quel sorriso che anche se sei di fretta però lo porti a casa con gioia. Sì, perché c'è un rapporto con la gente che è piacevole, perché si tratta di improvvisare
e di programmare cose piacevoli, perché non si tratta di cure fisiche, ma si tratta di un futuro da sfoggiare. Di momenti belli. Quindi piacevole, per specialmente con una donna, che noi abbiamo a fare il 99% dei casi con una donna. A cui piace la moda, a cui piace sfoggiare dei look eleganti. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa pubblicitaria. Di nuovo in diretta, volevo tornare con il signor Cauzzo. 30 anni, lei ha iniziato giovanissimo, perché aveva 16 anni quando ha iniziato nell'alta moda. Come è nata questa passione? Come si è sviluppata? E come è cambiato anche il modo di vendere i tessuti? Io avevo cominciato come studente, durante le vacanze degli studenti. A casa mia i genitori non volevano che stessi in giro e mi hanno trovato un posto dove passare le vacanze. E infatti ho cominciato subito dopo chiuso l'anno scolastico in questo negozio. Mi sono talmente innamorato dell'attività, della possibilità di contattare tanta gente, di dialogare, e poi la moda che ti dà la possibilità di sviluppare fantasia, e ho continuato e poi mi sono messo, quando il negozio ha chiuso, io ho cominciato per conto mio con l'aiuto di ex colleghi. Non sono riuscito ad abbandonare il settore. Un amore? È diventato un amore. E com'è stato questo amore per tutti questi anni? Prego. Com'è stato questo amore per tutti questi anni? Complicato, ci sono stati momenti complicati? È stato vario, fortunatamente pochi casi negativi, ma sempre positivi. C'è il rapporto, io sono un uomo, il rapporto con la donna poi, ho sempre avuto piacere che fosse ottimo così, e nel campo della moda, diremo così, è il settore in cui il rapporto con la donna da parte di un uomo è il massimo. Non si può chiedere di più. Non si può chiedere di più. Io andrei un attimo più a fondo nella storia di Vasconetto e nella storia poi anche delle attività dei ristoranti di Arturo Filippini. Iniziamo da Vasconetto. Noi abbiamo recuperato alcuni documenti storici con l'aiuto della regia. Chiederei ad Andrea Basso di recuperare la lettera di Garibaldi. Più storico di così, sì, sì. Proprio per raccontare. Noi abbiamo titolato Il commercio che ha fatto la storia, penso che questo sia l'emblema, il simbolo. Che cos'è questa lettera? Diciamo che la nostra famiglia non è solo una famiglia di negozianti, è anche, mi piace dirlo, è anche collegata alla storia di Treviso. Questa lettera venne mandata al primo De Vasconetto, quindi mio bisnonno, perché era un carbonaro, nel 1858, quindi c'era il Veneto, era ancora sotto l'impero austro-ungarico, e lui era un carbonaro, forse da quello che abbiamo capito era anche uno dei capi carbonari. Questa è una lettera inviata da Giuseppe Garibaldi, dove appunto si diceva ai Veneti di continuare a lottare, che non sarete lasciati solo per entrare anche il Veneto nel Regno d'Italia. Quindi oltre ad essere un negoziante era anche uno che stava facendo qualcosa per l'Italia, per il Veneto, cioè entrare nel Regno d'Italia. Quindi un pezzo non solo della storia di Treviso, ma della storia d'Italia, sì, raccontata. Infatti è tutto collegato un po' anche alla storia. Poi vedremo altri documenti, perché insomma sono significativi e è bello vederli proprio per capire quanto la storia di un negozio abbia anche percorso la storia del paese, di una città. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo Livio, chiamo da Padova. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho una certa età, diciamo, adesso ormai il problema non è solo
che non ci sono più sarti che confezionano abiti. Io mi ricordo che 15-20 anni fa si trovavano nei supermercati, cioè nei grandi centri, degli ottimi vestiti da uomo in pura lana, in fresco lana oppure anche in lino, confezionati qui in Italia, diciamo, da grosse aziende tipo la Marzotto, tipo anche aziende della zona di Prato, ottimi vestiti che potevano essere indossati anche per una cerimonia per un prezzo, diciamo, abbastanza ovvio. Invece adesso ci sono solo vestiti made in Cina, in tessuto sintetico, eccetera. Anche questa è una storia un po' triste. Evidentemente le grandi industrie italiane non hanno più interesse a produrre determinati tipi di vestiti, e anche questa è una realtà purtroppo di cui dobbiamo tener conto, insomma, ecco. Grazie a lei. La considerazione del nostro spettatore in effetti è il problema della concorrenza. Una concorrenza laddove c'è un prodotto che costa meno, magari viene preferito al prodotto di qualità. Una domanda che faccio a tutti e tre: esiste questo problema? Lo sentite, lo vedete, lo avete vissuto, questo della concorrenza sleale, passatemi questo termine, signor Cauzzo? Sì, non tutti però amano uniformarsi e intrupparsi in una certa linea, e c'è qualcuno che vuole personalizzare la propria vita, a cominciare dall'abbigliamento, e infatti ci sono parecchi giovani che stanno rifiutando quel trend che porta verso i cinesi. Anche a voi, Arturo Filippini? Sì, c'è sicuramente la concorrenza c'è sempre stata, sia nel mangiare che nel bere e nel vestire. Il giorno d'oggi con l'euro è diventato molto più caro e tutti cercano da fare economie in un certo senso, chi non ha grande possibilità, perché un vestito costa un capitale il giorno d'oggi. Faccio fare un vestito da un sarto, è come andare a mangiare da me, insomma, ecco. Però la concorrenza è sempre esistita, ecco. È un rischio questo della concorrenza, lo sentite anche voi? C'è rischio. Però quello che a me piace far comprendere alla gente è il motivo perché puoi spendere 2 euro in più su un prodotto. Cioè io non è che ti vendo il prodotto, ti spiego come usarlo, ti spiego anche perché costa di più. E gli dico: ho fatto una prova, non so, volete un prodotto per pulire i vetri? Bene, pulite il vetro col mio prodotto e pulite il vetro con quello che trovate nella grande distribuzione. Fate una prova e vedete la differenza. Cioè questo su qualsiasi cosa, ma cioè, l'importante è far capire, cioè noi non è che vendiamo solo o cerchiamo di dare da mangiare bene, vendere tessuti di una certa qualità, cioè, a me piace anche spiegare il motivo, cioè far comprendere, cioè tu stai pagando un prodotto che poi ha il suo perché. Il rapporto umano. Una volta invece dicevano chi più spende meno spende. Bon, allora io ti dico, ogni tanto qualche proverbio me lo ricordo, glielo dico, la motivazione è questo, faccia una prova e veda, e dopo tornano e dicono: hai ragione. Ma su tantissimi prodotti, vengono da Vasconetto a trovare una cosa che non trovano in giro. Più volte mi dicono: guarda, sono una grande distribuzione, ne ho provati di 3 prodotti simili, non ce n'è uno che funziona come quello che vendi tu. Li ho usati per fare altri piccoli lavori esterni, eccetera, torno a comprare il tuo, costa 2 euro in più, sì, però funziona. Infatti io ho imparato io sono dell'idea, voglio comprarmi una cosa, me la compro buona. Non ho i soldi per comprarmi una buona, non vado su una qualità più bassa, non me la compro. Aspetto di avere i soldini per comprarmi qualcosa che poi funziona, dura, e questo vale su tutto. La qualità. Tutto, la qualità è l'unica cosa che ti fa sentire, ti fa star bene, perché sai che hai qualcosa che ti dura, qualcosa che è buono, qualcosa che è la qualità. Bisogna tornare a lavorare sulla qualità.
Arturo Filippini, l'amore del signor Cauzzo per la moda, anzi quello con la moda è stato un amore, anche per lei con la ristorazione è stato un amore che risale al 1961, ancora prima. Sì, io sono nato diciamo in osteria perché mio padre aveva un locale, io sono lombardo di origine, dall'Oltrepo Pavese, e mio padre aveva questa osteria. Sono nato in una pignata dentro, non di pasta e fagioli, ma di minestrone, penso. E la gioia, mio povero fratello Piero, nell'incontro, e la gioia da fare questo lavoro. Il nostro lavoro è un lavoro molto difficile. Difficile perché intanto ti tieni impegnato per 15-16 ore al giorno, perché devi aprire al mattino presto, devi fare la spesa, devi chiudere alla sera. Non esistono festività, non esiste Natale. Non esiste Natale e Pasqua. Di solito le mogli sono delle sante, perché se ti sopportano per tutta la vita, qualcuno si divide anche, ma insomma. Chi deve fare questo nostro lavoro lo deve fare per compassione. Dicevo prima, il sorriso non costa niente. Per andare davanti a un ospite, a una signora, un signore con sorriso sulle labbra, anche la pasta e fagioli, che magari non è eccezionale, è più buona. Io mi ricordo da ragazzino, mi ricordo da giovane, col mio socio Alfredo Beltrame, che quando venivano a domandare lavoro da noi i giovani, e dicevamo, ridi tu o gatto il muso duro? Perché se te ha il muso duro non lo assumevamo. Perché il sorriso, dicevo prima, non costa nulla e accontenti gli ospiti. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Metti in linea che parlo? Sì, prego, è in diretta signora, prego. Grazie, buongiorno. Ecco, io sono una commerciante da 42 anni e quest'anno adesso sono una commerciante che da 42 anni su calzature e adesso col 31 dicembre chiudo. E allora sono venute tante persone a dirmi, mamma Maria, cosa fai che chiudi? Dove andiamo noi? Perché purtroppo almeno il mio negozio, anche io sono fatta un po' così, è tipo assistente sociale. Oltre che darle le scarpe, devi ascoltarle, devi fare tante cose, insomma. Io sono soddisfatta, perché sono soddisfatta. Ho tanti ragazzini che vengono, le do le caramelle, le do i biscotti, mi salutano, mi portano anche, adesso per Natale mi ha portato anche la stella e praticamente io sono contenta, mi spiace anche chiudere. Tanto che sarebbe bene nei nostri comuni, per esempio, fare qualche stanza dove si ospita queste persone bisognose anche di parlare e di avere un sorriso e non solo andare nei comuni dove ci sono gli assistenti sociali che non ti ascoltano oppure ti ascoltano e ci vedremo. Aspettate. Grazie allora, signora. Grazie. Sono anche contenta, però ho fatto il mio dovere. Grazie, in bocca al lupo. Grazie davvero. È particolare questo ruolo del negoziante come assistente sociale, come amico che ti ascolta e non ti giudica e magari alla fine non vendi neanche nulla, però ti ha dato quel sorriso, quel famoso sorriso di cui parlavamo prima. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa pubblicitaria. Di nuovo in diretta, volevo tornare da Arturo Filippini. Io all'inizio l'ho presentata come un volto storico della ristorazione trevigiana, però poi ho specificato anche al di fuori dei confini della Marca, dell'Italia. Prima ci diceva di suo figlio che gestisce l'attività in Giappone, quindi un po' in tutto il mondo avete portato il vostro modello di ristorazione. Eppure, rispetto a tanti che magari lasciano l'Italia per i problemi che lei accennava, le tasse, la burocrazia, voi avete continuato a mantenere qui, a tenere duro anche qui sul territorio italiano e trevigiano. Non dimentichiamo che l'Italia è il più bel paese del mondo. Siamo noi italiani che ce la mettiamo tutta per distruggere un po' l'insieme delle cose. L'Italia è il
più bel paese del mondo. Quando vai all'estero e dici che sei italiano, la gente si innamora, perché è vero che l'Italia è un paese bello. Beh, io diciamo da oramai buon veneto, perché sono 60 e rotti anni che sono sul Veneto, non tornerei più in altri posti. Vado volentieri perché mi mandano in giro dove c'è il lavoro, però torno volentieri. Treviso è una città dove si sta veramente bene. Bisogna quindi tenere duro e combattere la battaglia di cui lei parlava all'inizio. Eh sì, perché il nonno era Carbonaro, se non sbaglio. Il bisnonno. Il bisnonno, ecco, mi sarebbe della pasta e fagioli, ma bisogna combattere perché abbiamo tutti contro, dal governo, dallo Stato ai comuni, a provincia, a tutti, che le tasse ci stanno uccidendo. Questo problema delle tasse, della burocrazia, questa battaglia quotidiana di cui parlava il signor Filippini, nonostante questo però uno continua ad andare avanti. Sì, noi nel commercio abbiamo anche un gran aiuto con l'Ascom e quindi la nostra associazione che ci aiuta moltissimo e ci leva tanti problemi. Un bilancio di questi anni di attività che purtroppo è costretto a chiudere, sperando che l'appello che lei aveva fatto ad inizio trasmissione venga accolto da qualche giovane che ha voglia di portare avanti questo amore. Non è un bilancio economico importante, direi che il bilancio è quello umano, diremo così, del rapporto con la gente e tante altre sfaccettature, la moda che cambia, il rapporto con la gente, è sempre una cosa interessante, perché se uno fa il mio lavoro per poter guadagnare o fare soldi, è sconsigliato a prendere questa strada. Quando chiuderà per l'ultima volta la porta del suo negozio, cosa proverà? Cerco di evitare di pensare, perché penso sarà una cosa molto triste, molto triste. Se qualcuno si facesse avanti e fosse pronto a cogliere questa eredità, lei sarebbe disponibile magari ad accompagnarlo, a guidarlo all'inizio? Se c'è qualcuno che è interessato, io sono ben volentieri ad aiutarlo, anche perché, come dicevo prima, non è che mi distacco dal mio lavoro con tanta facilità. Un pezzo di cuore resta lì, in quel negozio, tra quei tessuti. Rimane sempre, sì. Abbiamo pochi minuti, però ci sono altri documenti storici legati all'attività Vasconetto che vorrei far vedere. E in particolare c'è un brevetto che autorizzava ad utilizzare lo stemma della reale. Casa Reale nei documenti, nelle bolle, insomma, vediamo sì. se lo recuperiamo, ecco. Questo, e poi ce n'è anche un altro con l'intestazione Vittorio Emanuele, se non ricordo male di aver trovato. Comunque questo che cosa eccolo qua, che cosa vi autorizzava a fare, insomma? Questo ci autorizzava ad esporre e comunque ad utilizzare lo stemma reale nei nostri documenti, servitori della Casa Reale praticamente, perché noi, tutto collegato appunto al discorso Carbonari, Unità d'Italia, abbiamo il re Vittorio Emanuele diede a mio bisnonno una medaglia per ringraziarlo di aver lottato per l'unità del Veneto, per l'ingresso del Veneto nel Regno d'Italia, quindi questo si è creato un legame dove praticamente ci ha permesso di diventare fornitori della Casa Reale, quindi all'epoca si producevano le cere, le pattine, eccetera, noi producevamo e mandavamo nelle varie, diciamo, edifici, nelle varie residenze, diciamo, private dei regnanti italiani praticamente, quindi ci autorizzava, infatti abbiamo anche una lettera quando succedeva un lutto
la lettera barrata di nero che indicava un lutto, diciamo, la morte di un reale, insomma. C'è anche Quindi... un ordine proprio della Casa Reale per una fornitura di cera, lei prima faceva riferimento, c'è proprio un ordine, non so se riusciamo a recuperarlo dalla regia, e quindi questo contatto diretto con la Casa Reale. Questi documenti dove li conservate? Li teniamo ben nascosti, perché sono cose che fanno parte dell'anima del negozio, della storia del negozio, quindi sono ricordi piacevoli da tenere e conservare e tramandare possibilmente. Assolutamente, lei ha 3 figli, per cui chissà mai, insomma, Nessuno sono ancora obbligato, piccoli, ma sono piccoli, però se vogliono il percorso è iniziato da un po'. Un ultimo giro, abbiamo un minuto, un ultimo giro, che cosa si deve fare perché questi negozi, questo patrimonio, questo cuore pulsante dei centri non muoia ma continui a vivere? Una battuta flash a tutti e 3. È proprio una cosa che deve essere innata in chi è nel settore. Chi comincia si rende conto che vale la pena di continuare. Quindi io consiglio qualcuno che, specialmente giovani, che cercano un'occupazione piacevole, che possa durare, dare soddisfazione, consiglio di prendere questa strada. Quindi la buona volontà, l'impegno di chi ha in mano queste attività, e anche un impegno da parte delle istituzioni, fare in modo di tenerle in vita, di agevolarle. Roberto Vasconetto e poi Arturo Filippini. Deve esserci riconosciuto il ruolo importante che abbiamo nella società, perché comunque siamo sempre negozianti, però siamo la linfa vitale delle città, siamo quello che mantiene una città diversa da un'altra città, quindi siamo qualcosa di importante che dovrebbe, almeno questo succede in altri paesi, essere tutelata, protetta in varie forme, proprio per il riconoscimento dell'importanza che hanno le attività storiche di qualsiasi tipo. Viene riconosciuto questo valore? No, i comuni di dove esistono questi negozi, i ristoranti, l'insieme delle cose che fanno la città oppure il paese dovrebbe essere aiutata a tenere in vita questa, la vita della città, la vita del paese, proprio queste piccole cose. Sono 1000 piccole cose che fanno una grande cosa. E allora ci auguriamo che chi può far qualcosa lo faccia, perché abbiamo capito come anche dagli interventi di voi telespettatori come questi negozi, queste attività, questi ristoranti storici siano davvero il cuore e l'anima di un centro, e senza questi anche quest'anima rischia di spegnersi. Ringrazio Arturo Filippini, Roberto Vasconetto e Antonio Cauzzo per il vostro intervento. Grazie a voi telespettatori per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.